nuove strumentazioni mediche che complessivamente vale 125.000 euro, quello che attraverso l'organizzazione di volontariato Cuore Amico di Mirano e il Rotary Club di Noale dei Tempesta è entrato nella disponibilità dell'ULSS Tre Serenissima e di migliaia di pazienti per offrire diagnosi più rapide e cure migliori. Ed è anche un dono che vuole essere la dimostrazione del sostegno che le associazioni del territorio garantiscono ad un patrimonio comune come la sanità pubblica. Per noi significa moltissimo perché significa creare rete. Abbiamo sempre più bisogno di creare rete con i cittadini, le associazioni rappresentano i nostri cittadini. Oltre al fatto che con le associazioni e tramite le associazioni abbiamo avuto oggi la possibilità di vedere sul campo la loro azione con la donazione di ecografi e donazione di densitometri che sono molto importanti per un'azione di prevenzione oltre che l'azione ospedaliera. Cuore Amico ha donato alla cardiologia di Mirano un ecocardiografo e un ecografo portatile e 3 monitor multiparametrici. L'associazione si è inoltre impegnata a sostenere un master di formazione sull'utilizzo specialistico della risonanza magnetica per uno dei 2 cardiologi dell'equipe. Cuore Amico è un'associazione che è presente nel territorio ormai da 26 anni ed è stata fondata con l'allora primario dottor Piero Pascotto. Attualmente collaboriamo col dottor Saccà, che è un grandissimo cardiologo ed è affiancato da una grande equipe di medici e infermieri. Cuore Amico fa attività di prevenzione cardiovascolare sul territorio. Siamo presenti in 17 comuni nelle domeniche mattina dove facciamo misurazioni gratuite per la popolazione di glicemia, colesterolo, misure pressorie e diamo la possibilità di dialogare con un cardiologo. Il Rotary Club di Noale dei Tempesta ha donato alla radiologia della Casa della Comunità di Noale un apparecchio per la densitometria ossea. Misura la quantità di minerali nelle ossa, effettua la diagnosi precoce dell'osteoporosi e la sua stadiazione e controlla l'efficacia della terapia farmacologica. Nel momento in cui abbiamo presentato questo service e abbiamo raccolto via via, passo dopo passo, i fondi, abbiamo capito quanto i soci ci credono e si sono sentiti responsabili nell'attuarlo. C'era stata segnalata la possibilità, la necessità di un macchinario nuovo per la densitometria ossea e da lì è partito questo service con una raccolta fondi importante.